Sono 145 i nuovi casi positivi che si sono registrati nella provincia di Agrigento relativamente al Covid-19. L'aggiornamento comunicato dall'ASP di Agrigento è appunto del 1 dicembre 2020. I soggetti positivi sono in totale 2.791, 1.262 guariti, 76 deceduti, 1.380 in trattamento domiciliare, 73 ricoverati. Per la giornata di ieri sono 4 i ricoverati, 62 guariti e 3 deceduti. 52 dei 73 ricoverati si trovano presso gli ospedali, 13 in strutture low car e 8 in terapia intensiva. I tamponi effettuati a oggi sono 38.060, tra cui fatti recentemente 196. Il numero dei casi positivi con tampone diagnostico sono 2.791, nella giornata del 1 dicembre risultati appunto 145. Intanto a Palma di Montechiaro gli affetti da Covid sono 116, i guariti risultano 48, i deceduti sono 3, per un totale di 167 conteggiati. E sull'emergenza Covid sentiamo appunto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, su quello che in atto stanno facendo proprio per evitare eventuali contagi che si diffondono tra la popolazione. Sul Covid Palma nella prima ondata abbiamo fatto di tutto il possibile e l'impossibile per stare vicini ai nostri concittadini. In questa fase assai particolare, in questa seconda fase, dove credo, ma lo dico con il rispetto che sempre mi contraddistingue nei confronti delle istituzioni quali Regione e Governo nazionale, una maggiore unione tra tutti gli interessati, tra tutti gli enti coinvolti, forse agevolerebbe ancora di più la gestione della stessa fase. In questo momento storico stiamo effettuando il drive-in all'area PIP cosiddetta, ospiti della cantina Il Gattopardo, con i volontari della Protezione Civile Comunale, i FAC e la Croce Rossa che ringraziamo l'ASP per la collaborazione sull'aspetto drive-in e stiamo facendo questo screening della popolazione scolastica e di tutti gli operatori della scuola per assaggiare il terreno e vedere in che condizioni è il virus. In questa fase siamo a più di 100 casi positivi, abbiamo avuto un decesso pochissimi giorni fa, un ragazzo d'oro, un uomo di altri tempi, un angelo che è stato strappato via all'affetto dei propri cari. La guerra è assai lunga da combattere, probabilmente bisogna ancora lavorare sulla percezione che i cittadini hanno di questo virus e invito i miei concittadini a tenere a bada e anzi a tenere lontane le bufale, le fake news che non vanno altro che minare la credibilità e mettere a repentaglio la vita di tutti noi. Adesso il Governo nazionale ha stanziato ulteriori risorse per i bonus di spesa e a breve ci attiveremo anche qui per la distribuzione. Il Comune di Palma, per quanto è possibile, è sempre presente accanto ai propri concittadini.